quest'anno si riparte con la stessa voglia, quindi di arrivare ai massimi traguardi, perché so che lei è giustamente ambiziosa, e quindi chiediamo conferma. Sì, abbiamo voglia di ripetere un po', ripeto, noi l'anno scorso avevamo costruito una squadra per i playoff e quindi poi avevamo quelle due grandi corazzate davanti, Venezia e Parma, che sono blasoni non solo a livello diciamo così sportivo ma anche a livello mediatico, e si è visto poi, no, quanto pesa un po' il nome, no? Nella semifinale si è visto, per non tornare, come diceva lei giustamente, per episodi, e quindi vogliamo continuare questo percorso senza fare illusioni a nessuno, però credo che è una squadra che ha un'ossatura importante, con dei inserimenti intelligenti, prima si prende l'uomo e poi il giocatore, credo che questa squadra possa ambire veramente a traguardi importanti. Ecco, un'ultimissima domanda. Sui gironi, così a proposito di corazzate, c'è già qualche idea? Ci può essere qualche squadra particolarmente forte oppure non si sa ancora nulla? Beh, il girone dovrebbero rimanere girone A e B più o meno in linea come l'anno scorso, penso, perché adesso l'ultimo consiglio che abbiamo fatto lunedì in Lega, poi il prossimo consiglio di Lega si deciderà quali sono, ma in linea di massima dovrebbe rimanere come l'anno scorso, quindi nel nostro girone saranno sicuramente squadre forti come il Vicenza, come il Padova, come il Bassano, Feralpi Salò, queste sono le squadre sicuramente che lotteranno, credo, per vincere il campionato, quindi in linea di massima sarà quei gironi che arriveranno, credo, come l'anno scorso.